Ecco, eccoci rientrati in studio. Prima di proporvi però il contributo che avevamo annunciato prima della pubblicità, volevo un attimo continuare un discorso che si è sviluppato proprio durante la pubblicità, e cioè nel senso che questa didattica a distanza, lo strumento del computer, il collegamento, impone comunque una scelta nuova, tra virgolette, anche nel rapporto tra docente e alunni, no? Pensiamo alle interrogazioni, pensiamo alle poesie imparate a memoria, cioè oggi la rete e questo tipo di comunicazione, di sistema rimette in discussione tutto, Darè. Sì, effettivamente rimette in discussione tutto, però l'esperienza ricavata in quest'ultimo anno secondo me mostra, e questo l'ho verificato proprio empiricamente all'interno dell'università, che situazioni di crisi creano e rafforzano il senso di comunità, di appartenenza e anche di rispetto reciproco. Ad esempio, una delle soluzioni che noi avevamo ipotizzato anche per fare gli esami erano molto invasive, basate proprio su forme di controllo molto pesanti, e non solo orali ma soprattutto scritte, e alla fine è stato scelto proprio di fare una sorta di patto d'aula con gli studenti, perché è importante che lavoriamo tutti insieme. L'università forma non solo studenti, ma ha il compito di formare cittadini, e quindi è importante che lavoriamo tutti insieme per lo stesso obiettivo. Questi valori sono importanti e vanno trasmessi a tutte le generazioni, perché loro rappresentano le generazioni future, e quindi è fondamentale ricreare anche questo senso di comunità nella dialettica d'aula, d'esame e di momenti di verifica. Certo, allora andiamo avanti e vediamo questo contributo, poi ne parliamo, commentiamo assieme. Oggi che abbiamo computer, tablet e cellulari non serve più muoversi da casa, basta collegarsi, comunichiamo, scriviamo, stampiamo a una velocità e a dei costi un tempo nemmeno immaginabili, e condividiamo tutto in rete come se fossimo in un grande mercato che oggi la tecnologia ha reso globale. Per orientarci in questo immenso mercato sono stati inventati gli algoritmi, programmi inseriti nei sistemi di comunicazione che ci facilitano perché sono specifici, collegati alle nostre preferenze che noi stessi indichiamo involontariamente quando utilizziamo un qualsiasi dispositivo. Tutto questo a chi giova? Ci condizionano, così come hanno fatto le religioni con le litanie e le preghiere ripetute infinite volte. Le finalità sono sempre le stesse: influenzare, condizionare e controllare le masse a fini commerciali, economici, e non mancano le conseguenze per la salute delle persone. Oggi ci sono più stress e ansia, meno concentrazione, un aumento dei problemi psicologici sia nei giovani che negli adulti, sempre più tempo passato collegati ad un apparecchio digitale, con una media cresciuta dalle 2 ore in pre-pandemia alle 7 attuali. Ma una generazione di giovani che vive l'adolescenza davanti al monitor, che generazione sarà? Intanto la ricerca scientifica non si ferma. Si stanno sperimentando dei chip inseriti nel cervello di scimmie che hanno permesso al primate di giocare al computer utilizzando solo il pensiero. Gli impulsi elettrici del cervello, grazie al chip collegato wireless al computer, diventano un'azione. Le mani non servono. Ma si vuole andare oltre, con chip progettati per impiantare l'intelligenza artificiale nei cervelli umani. Le intenzioni sono delle migliori. Lo scopo è dare risposta alle persone con disabilità fisiche o malattie croniche degenerative sempre più diffuse. La novità però interessa anche l'industria bellica, che sta pensando a velivoli che possano essere pilotati con l'uso del solo pensiero. Stiamo creando una vera alternativa o stiamo facendo qualcos'altro? Stiamo andando contro la natura? È come se l'essere umano, come il virus, stesse facendo un salto di specie, trasformandosi da Homo sapiens a Homo digitalis. Quale dei due sopravviverà? Ma se pensiamo ad una ipotesi di utilizzazione del sistema per fare una guerra, cosa succederebbe? Una volta era stato il nucleare, oggi il confronto è nell'innovazione tecnologica e nell'energia. Difficilmente in futuro saranno usate armi tradizionali, lo abbiamo visto con questo Covid, basta un virus per azzerare un sistema, quindi per colpire l'avversario basterà disconnettere le piattaforme, colpire le fonti energetiche, togliere i generatori che le producono. Sconnessi diventeremo come dei fessi che, privi di connessione, non avremo più la capacità di
riorganizzarci e forse di reagire. I singoli paesi sono attrezzati per una simile evenienza, così come ci hanno spiazzato con i vaccini. Potremmo essere autosufficienti in caso di disconnessione dalla rete o la mancanza di energia capace di mantenerla? Questa è la competizione futura, questi sono i rischi che la tecnologia ci sta proponendo. Oggi tutto va bene, ma un domani, se va male, siamo in grado di sopperire alle carenze tecnologiche? In caso di una pandemia digitale da virus informatico, siamo preparati? E che potremmo fare? La vita senza computer sarebbe ancora possibile? Ecco, beh, insomma, Professore Fabris, allora stiamo andando a tutta velocità verso una tecnologia che ci affascina, però abbiamo calcolato il pro e il contro, costi e benefici. Il problema è che i pro e i contro, voglio dire, sono di due tipi. Una è se manca improvvisamente, come era la domanda della giornalista prima, e cioè se improvvisamente, essendo abituati a camminare su un ponte che sappiamo essere che collega due posizioni, improvvisamente il ponte ci manca di sotto, cioè la tecnologia oggi è così indispensabile al vivere sociale che un'eventuale mancanza, un'eventuale drastica mancanza, perché tutto sommato di cadute di comunicazione ne abbiamo viste tantissime anche sia durante la didattica sia durante anche le comunicazioni che abbiamo dovuto fare in questo periodo, ma voglio dire, una cosa è se manca per un qualche minuto, altra cosa è se improvvisamente manca e allora ti manca l'ossigeno. È chiaro che non siamo assolutamente preparati perché siamo andati avanti sullo sviluppo economico e sociale così tanto e in funzione della tecnologia che se improvvisamente la tecnologia mancasse certamente questa società non sarebbe più la stessa, sarebbe una società che arretra a livello di pre-tecnologia, non c'è dubbio. No, peggio, perché non c'è più la vecchia connessione, cioè se una volta usavo la lettera e mettevo un francobollo non è che poi torno indietro perché non ce l'ho più. Sì, d'accordo, non c'è più il francobollo, ci sono metodi sostitutivi. Istantaneamente perdo il posto di lavoro, l'azienda istantaneamente perse i suoi collegamenti e viene accecata. L'hacker entra nel mio conto corrente e può fare quello che vuole. Cioè, ci sono tutta una serie di meccanismi dove la nuova tecnologia ancora non ha né etica né leggi che la possono in qualche maniera regolamentare, professore, lei. Sì, effettivamente è esattamente così. Il problema qui è il controllo della tecnologia, è quello che manca. Io lo noto, lo notiamo anche come paese. Noi siamo un paese, parlo dell'Italia, un paese debole da questo punto di vista. L'abbiamo potuto verificare anche quest'estate, quando in piena pandemia dovevamo rifornirci di tecnologia per, ad esempio, attrezzare le aule in maniera duale per riuscire. Abbiamo avuto grossissimi problemi di approvvigionamento. Parlo di Italia in termini di paese, perché le grandi potenze tendevano ad accaparrarsi, oppure quelle più forti riuscivano ad acquisire. È più o meno la stessa cosa che è successa anche con i vaccini, più o meno. Parliamo sempre esattamente della stessa tipologia di mercato e di contesto. Non usano le armi tradizionali, ma sono guerre. Sono guerre a tutti Però gli se effetti. lo Stato mette le mani sul tuo conto corrente non hai il coraggio di dirle queste cose qua. Quindi se invece il tuo conto corrente viene hackerato, allora vuol dire che ci sono delle situazioni che sono illegali e delle situazioni in cui la comunicazione è ammessa, come dire, per situazioni, come dire, di carattere generale, di superiore, ecco, socialità. Vedi lo Stato. Però ci sono delle cose che non sono illegali perché non c'è la legge. Nelle nuove tecnologie spesso lo Stato le fa le leggi e se le fa, quindi voglio dire, non è che... E sono, le leggi devono essere fatte a chi gestisce la rete, non chi utilizza la rete. E tant'è vero che abbiamo avuto dei suicidi per ovvi motivi che o ragazzine o persone sono state messe in rete e non hanno avuto il coraggio di sopravvivere a questi traumi. Quindi
a questo punto chi risponde? Lo Stato non c'è. E se c'è, non è in grado nemmeno di andare a Washington o a New York, dove c'è la sede, a pretendere che cosa. E quindi ci vogliono, siccome è un sistema ormai globalizzato, ha già superato i confini delle nazioni, o ci sono delle regole a livello mondiale che vengono messe per riuscire a stabilire una equità di rapporto, se no c'è sempre qualcuno che è più forte e gli altri soccombono. Allora succederà sempre, però quantomeno ci sarà qualcuno, la possibilità di difendere quello che è più debole, perché le leggi vengono fatte per i più deboli, non per i più forti. I più forti non hanno bisogno di regole. Prego, professore. È giusto in linea teorica, ma in realtà poi esistono dei meccanismi omeostatici che rispondono a leggi superiori. Io chiederei, anche se ai presenti in questo studio, se sarebbero capaci di produrre il loro cibo. Io no, né come abilità né come proprio mi manca la terra, non saprei dove farlo, non ho un orto. Allora, le nostre città sono diventate nell'ultimo secolo enormi rispetto alle possibilità che c'erano prima. Seguitemi. Una città come Roma, 6 milioni di abitanti, Milano, l'Interland, 3 milioni e qualcosa, non si potrebbero mantenere senza approvvigionamento. Per cui se qualcuno avesse tagliato nell'ultimo secolo il petrolio, si moriva tutti di fame. Perché? Coi carretti non si portava abbastanza cibo per sostenere la popolazione di una città contemporanea, per non parlare delle megalopoli. Qual è il punto? Nelle città si stava meglio, c'era possibilità di arricchirsi, di diventare qualcuno, di avere relazioni sociali, quindi le città diventavano più grandi. Ma si sono sempre rette sul fatto che arrivasse il petrolio, che portasse il commercio, che arrivassero cibi che da soli non potevano. Per cui la società ha sempre fatto dei salti che hanno comportato un certo grado di fiducia in qualcos'altro, e non si poteva nemmeno parlare di leggi, perché non è che insomma l'Arabia Saudita segua esattamente le norme italiane, cioè della legge italiana. Gli arabi non è che si interessino un granché, però noi sappiamo che tutto sommato gli arabi hanno sempre avuto tanta voglia di vendere il petrolio, anche perché era l'unica cosa che vendono a livello mondiale. Abbiamo sempre avuto il petrolio. È possibile che qualcuno ci stacchi l'internet? Sì, in linea teorica sì, ma questa possibilità è un deterrente sufficientemente forte per non avere accesso a tutto il mondo e quindi poter fare commercio con tutto il mondo? Io sono anche un imprenditore digitale, quindi spero che nessuno mi stacchi internet. La possibilità che qualcuno mi stacchi internet non mi ha fermato all'idea di costruire qualcosa sulla rete, e non credo che ne farei a meno. Se succede, spero che lo Stato abbia delle riserve strategiche di internet, cosa che non credo che sia in questo momento. L'Italia deve diventare una potenza in questo campo? Certo che deve, è l'unica cosa che non richiede materie prime, che sono quello di cui abbiamo sempre avuto la mancanza in tempi storici, quindi speriamo che l'Italia diventi una superpotenza in termini di software, in termini culturali. L'Università di Padova per fortuna è un faro da questo punto di vista, ma confidiamo, cioè, la società, da quando si diceva, no, che l'essere umano non è più un animale, da quando ci sono i segni di ferite ricomposte, di ossa che vengono calcificate, perché qualcuno si è preso cura della persona ferita, cosa che gli animali non fanno. Da quando l'essere umano è umano, lo sviluppo deve per forza avere una componente di fiducia, che tante volte viene ripagata, qualche volta no. Bisogna sperare di essere in un periodo storico in cui la fiducia venga ripagata, ma l'alternativa è veramente tornare nelle capanne in cui ognuno si autoproduce tutto quello di cui ha bisogno, però è sostentamento, è sopravvivenza nella migliore delle ipotesi. Nel mio caso neanche quello, perché credo che durerei veramente pochi giorni prima di soccombere alla fame e agli stenti. Sì, però è un sistema che va regolamentato, come tutti i sistemi. Allora, d'accordo con lei che bisogna andare avanti, però a mano che si sviluppa un fenomeno di questo genere, io ricordo, tanto perché la storia insegna il comportamento umano, all'epoca di Gutenberg, quando sono usciti i primi libri, uscì anche una legge che si chiamava l'indice.
c'è i libri che puoi leggere e i libri che non puoi leggere perché non sono adeguati alla cultura e tutto il resto. Oggi con la mentalità che abbiamo adesso è assolutamente superata, però allora era una forma di regolamentazione di una gestione della comunicazione che era il libro, che precedentemente non esisteva, no? E questo che ha dato possibilità poi alla didattica. La didattica si è trasformata con la nascita del libro e si rivoluzionerà ulteriormente con la rete. Però io ho bisogno della tutela, non del singolo, né dell'imprenditore che mi dà disponibile una certa quantità mega di rete, ma ho bisogno che ci sia una regola condivisa sui comportamenti, perché il comportamento in rete non può essere comportamento riconducibile a tutti gli altri sistemi. Quindi ho bisogno proprio di dire: la rete funziona in questa maniera, questo è fattibile, questo non è fattibile. Se ti tolgono, faccio l'esempio banale, la rete, perché il titolare tu hai il diritto di pretenderla. Questo è il concetto ma adesso è un esempio, ma ce ne sono, ne cresceranno centinaia, si svilupperà una forma di legislazione che consente di difendere, ripeto, non tanto tutelare il gestore della rete, il padrone della rete, tutelare quelli che invece la utilizzano, giusto? Sì, io sono molto fiducioso anche sull'intervento dell'Europa. Su questi processi, su queste dinamiche, perché ritengo che solo un contesto così allargato possa, non dico contrastare quelle che sono le grandi imprese che dominano, diciamo, e danno le regole, perché questo è un grosso problema, ma che le possa gestire e controllare. Certo. E questo è l'auspicio anche con cui anche noi dovremmo proporci, pensando che dall'Europa arriveranno il Next Generation EU, tantissimi miliardi proprio specificatamente per investimenti nell'ambito del digitale, e quindi è lì che dobbiamo veramente investire tutti insieme in maniera organica, in maniera per ripensare, riformare, riqualificare anche le persone, partendo proprio dalla classe degli insegnanti che stanno facendo, ripeto, un lavoro importantissimo, però non hanno gli strumenti perché non ci sono mai stati dati e mai stati mostrati. E forse anche nei programmi scolastici andrebbe inserita, perché noi usiamo dei sistemi che la maggior parte delle persone non conosce, cioè lo utilizzi, lo prendi per... Abbiamo avuto degli esempi eclatanti. L'elezione del presidente americano condizionato da diciamo, infiltrazioni non regolari, non democratiche, e quindi queste cose obbligano necessariamente che tutto il mondo si metta d'accordo su come gestire le reti, indipendentemente dall'imprenditore che gestisce una parte di queste cose qua. Quindi, guarda che nell'ambito delle elezioni i trucchi per votare le schede bianche non ancora votate, con la gente che si incollava la mina della matita sotto il dito e andava a votarla quando era come dire, rappresentante di lista o come si chiama, scrutatore, ecco. Sì. Oppure il discorso del bullismo che hai fatto prima. Questi sono i fenomeni. Dopo che ci sia la possibilità oggi moltiplicata pertanto, perché per molte volte, perché la tecnologia ti permette di fare questa cosa in modo estensivo, tutti quelli che allora li applichi una certa cosa, questo è un altro discorso. Ma una cosa è il trucco elettorale, una cosa è il bullismo, che è sempre esistito, secondo me sempre esisterà. Altra cosa è l'uso della tecnologia per queste cose. Quando regoli la tecnologia ti ricordi anche del fenomeno del bullismo, ma non che sia un fenomeno generato dalla rete, è, come dire, diversificato dalla rete. Cioè tu con la rete hai possibilità di entrare nella camera della ragazza e parlare con la ragazza senza che la mamma venga a saperlo. Questo senso sì, rispetto al bullismo di tipo tradizionale che è sulle strade, che è nella scuola, che è in tanti posti di questa nostra società e che continuerà a sopravvivere a lungo.
Quindi bisogna separare gli argomenti e specializzare, entrare nella logica delle cose, che non è la logica della sola tecnologia. La tecnologia è, come dire, una intersezione rispetto a questi fenomeni. La tecnologia è un prodotto dell'ingegno, la normazione è un prodotto dell'ingegno, il modo in cui si muove il popolo, chiamiamolo così, è un prodotto della cultura, dell'ingegno e delle storie. Alla fine, quando parlo di un'omeostasi, a un feudalesimo eccessivamente, o post-feudalesimo eccessivamente opprimente, arriva la rivoluzione francese. Dopo la rivoluzione industriale ci sono i padroni del vapore, pochi capitali concentrati in pochissime mani e i mezzi di produzione, lo diceva Marx, e poi ci sono i sindacati. Adesso c'è una fase di sviluppo e all'inizio generalmente si concentrano i capitali, arriva una normazione e una, diciamo, redistribuzione del potere anche online. È fisiologico, cioè è sempre, se usiamo la storia come magistravite, allora per questo non mi sento eccessivamente preoccupato, perché non è mai esistito un periodo nella storia dell'umanità in cui i poteri siano rimasti concentrati in maniera eccessiva per troppo tempo. Esiste sempre un qualche contrappeso, perché il mondo è grande, c'è tanta gente, tanti hanno meno potere che pochi, però poi arrivano e la massa diventa importante. Ci sarà, quando internet sarà veramente democratica, ci sarà stata un'altra evoluzione tecnologica che non possiamo nemmeno immaginare, che sarà concentrata nelle mani di pochi, e internet sarà come camminare sulle strade o come avere accesso al cibo e alle cose minime che noi diamo per scontate. Si dice, se qualcuno ci toglie internet come facciamo? Ma signori, siamo la prima generazione, forse la seconda o la terza, che ha il mangiare assicurato. Prima non era assolutamente assicurato non morire di fame. Quindi diciamo che a ogni epoca i suoi problemi e a ogni epoca le sue soluzioni. Sono da una parte ottimista, ma dall'altra inguaribile ottimista, ma dall'altra sono anche fortemente realista e spero di non dire cose completamente a vanvera. No, non è questione di dirle a vanvera. Quando c'è stata la rivoluzione francese, quindi è nata una classe e poi è nata l'industria e gli industriali, e quindi era tutto positivo ed era nata in un contesto dove c'era da una parte la miseria, dall'altra parte lo sfruttamento della miseria in maniera... Ma cos'è nato? È nato da una parte il comunismo, che diceva non si può sfruttare la gente in quella maniera, poi con tutte le conseguenze, dall'altra parte il liberalismo e tutto il resto che invece... E c'è stato uno scontro, c'è stata perfino una seconda guerra mondiale in questo senso, e le origini le sappiamo, da una parte c'era il capitale, dall'altra parte sono state... Perché il prevenire è meglio del curare? Perché se affrontiamo per tempo le problematiche che possono nascere e non tappare dopo, correre dopo al rimedio, forse è la strada migliore, perché quelle che lei mi dice che è successo sono le nostre esperienze che dobbiamo utilizzare, perché è successa quella cosa là, quindi per evitare un'altra guerra che ci sarà sulla rete, allora cerchiamo di anticipare e mettersi tutti d'accordo, non metterci d'accordo alla fine della guerra, no? E quindi speriamo. I patti di Versailles che hanno creato la guerra successiva, ci mettiamo d'accordo prima e se c'è qualcosa da aggiustare anche procediamo, perché questo è il grosso problema della rete, non siamo ancora in grado di gestirla, non riusciamo ancora a capire quale sarà la sua evoluzione, e quindi dobbiamo, a mano che vanno avanti le cose, perché devo avere paura che mio nipote apra il computer perché poi va dentro e chissà cosa trova? Cioè una protezione, non può essere tutto a disposizione. E ripeto, e confermo che la didattica frontale è fondamentale, perché noi siamo esseri umani, perché se io mi affeziono al computer divento io stesso a mia immagine e somiglianza a un computer, no? E quindi è fondamentale il comportamento, l'assemblare le persone, metterle attorno a dei tavoli, a parlare, anche a scherzare, anche a prendere in giro, perché fa parte della vita.
Il computer è un mezzo e non è il fine. Il rischio è che diventi il fine e non il mezzo. Il fine è gestito da chi? Chi può gestire la rete? Quello che ha i fili che arrivano dappertutto e che è l'uomo più ricco del mondo. No, e non per caso. E in quanti anni? In 30 anni? L'uomo più ricco del mondo? E che con una pandemia socio dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, e ci mette i soldi e sa tutto di quello che sta succedendo a Wuhan. La cosa, scusate, a me preoccupa. Poi voi siete tranquilli, per carità. Io ho il dovere di dire queste cose perché il conoscere vuol dire aprire la mente, non accedere alle notizie che ti voglio dare perché te le do io e tu devi prendere solo quelle. E apriamo il discorso, questi segreti, che poi non sono tanto segreti perché li possiamo anche prendere e connettere in rete e distribuire l'informazione, perché la crescita della base è fondamentale per evitare il predominio dei pochi nei confronti dei molti. Cosa le sembra, professore? Sì, infatti proprio pensare proprio a questo elemento, alla concentrazione monopolistica che di fatto stiamo assistendo nell'ambito della tecnologia, mai come in passato, perché non c'è mai stato un ambito veramente che sta avendo un ambito di produzione così coeso, dove tutto effettivamente è in mano a pochissime aziende che fra l'altro acquisiscono progressivamente tutte le altre start-up, chiamiamole, o altre cose. Quindi questa è una reale preoccupazione e la condivido totalmente. È chiaro che abbiamo iniziato il discorso parlando come dobbiamo pensare alle future generazioni. Avulse la tecnologia? No, evidentemente, però è fondamentale poter istruire e fare in modo che le nuove generazioni, i ragazzi, i bambini, si possano porre in maniera critica nei confronti della tecnologia e di qualsiasi altro strumento con cui hanno e avranno a che fare, perché probabilmente, sto pensando ad esempio anche i social media come stanno cambiando. I social media che uso io da poco non sono più i social media che usa mio figlio, sono diversi, io non li conosco. TikTok, non ho l'account di TikTok e questo è un mio grosso limite. Non ho nemmeno Instagram, sono rimasto a Facebook. E c'è un progressivo accelerare proprio dei ritmi di cambiamento che impongono effettivamente che ci sia la capacità da parte di qualcuno di formare in maniera adeguata, e questo è un limite perché il cambiamento è sempre più rapido, sempre più repentino e sempre meno sotto controllo di quelle che una volta erano le autorità garanti delle comunicazioni, mettiamola così. Ma questo ci manca. Possibile nel limite che c'era di poter garantire la sicurezza e la privacy, ma oggi i ragazzini sanno che se mettono la loro immagine sulla rete non sono più proprietari della propria immagine? Allora io non sono d'accordo. Ci sono già dei casi dove i governi, non il governo singolo, perché se l'Italia fa una legge non serve a niente. L'Europa va bene perché è più allargata, ma il mondo, la mia proprietà, io non posso essere cannibalizzato dalla rete. Se metto la mia immagine nella rete non sono più proprietario io, ma è un certo autore di Facebook, no? No, non è possibile, questo non è diritto, scusate, è il rovescio del diritto e questo mi preoccupa. Ermanno, io sono Prego. molto meno preoccupato di una rete che se voglio spengo, ma a me faccio un discorso che non vi procurerà molta simpatia. Tu credi di averla spenta, quella è attiva lo stesso e ti controllerà con quanti passi fai al giorno. Tu hai citato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è un organo monocratico, ce n'è una sola, non è che ci sia una concorrenza tra enti che fanno la stessa funzione, ce n'è una Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è per una certa parte responsabile di questa pandemia.
perché non l'ha solo constatata, ha aspettato che ci fosse un certo numero di stati che avevano un certo tasso di contagio per poter dire questa è una pandemia e quindi scatenare all'interno degli stati le leggi, i decreti che sono serviti poi a limitare il danno di questa pandemia e quindi a, come dire, garantire la risposta sociale a quella che è una componente normale, perché il virus è sempre esistito, sempre esisterà, esisteva prima dei dinosauri, esisterà anche dopo quando saranno spariti tutti gli uomini dalla Terra. Ma noi siamo stati dei virus. Il virus sì, ok. Ma ti sto dicendo del virus ha creato io temo più ignavia pubblica, l'ignavia di certe posizioni piuttosto che l'intraprendenza di altre posizioni, che sono quelle che tu, come dire, paventi per la rete. Io temo purtroppo che ci sia una società che basta che uno dica no, aspettiamo un altro mese per dire che c'è una pandemia, e quindi un'ignoranza, una ignavia. Ignavia significa un'incapacità di essere presenti per il ruolo che sei destinato socialmente a ricoprire, piuttosto che tutta una serie di altre cose. Cioè lo dico consapevolmente perché le cose che abbiamo sofferto durante questa pandemia, che cosa sono? Mica la mancanza di rete. È stata la difficoltà di riuscire ad arginare un'epidemia che è arrivata praticamente dappertutto. Ecco, il virus esiste qua. Questo concetto. Sì. Perché nonostante la comunicazione... È arrivato attraverso la rete forse il virus? No. Ok, no. Meno male. No, ma non è questo. No. Allora, parliamo di informazione. Allora, abbiamo assistito a ore, migliaia di ore, che hanno parlato del virus, come è fatto, cosa fa, cosa non fa, come gioca a carte, hanno detto tutto e il contrario di tutto. Non hanno detto una cosa fondamentale, il comportamento. Hanno chiuso i negozi, hanno chiuso i bar, hanno chiuso tutto, ma bastava che spiegassero e insistessero, perché è ripetita Juvent, come comportarsi quando si va in un locale pubblico e non ci si può stare insieme, non ci si può aggregare come facevamo prima. E ancora adesso i guanti non si portano, sono fondamentali, perché è la prima difesa, oltre alla mascherina, è la seconda difesa che noi abbiamo per evitare il contagio del virus. Io ho avuto esperienze in microbiologia 2 anni col professor Cappellato e vi garantisco che si può fare. Il comportamento è fondamentale per evitare la fuoriuscita di virus o di batteri. Ma la gente non lo sapeva. C'erano i politici negazionisti che hanno detto ma un virus qualsiasi questo qua. Sì, è vero, colpisce solo dai 60 anni in su. All'inizio. È vero, ma dobbiamo stabilire se va bene così o se non va bene. Poi sopra ci abbiamo montato anche i vaccini. E per esempio i campioni dei vaccini sono tutti maschi, sono stati utilizzati. Le donne non ci sono. Ci sono. Poche. Non ci sono le donne adesso incinte, hanno non ci sono introdotto anche la donna, per cui il vaccino se va bene per il maschietto, ecco un altro ente monocratico. Bravo, ecco, parla. No, perché scusa, allora abbiamo parlato dell'OMS, sì. L'ente del farmaco europeo che si chiama European Medicines Center. Agency forse? Agency. È l'ente che cura il discorso farmaci in Europa. Ce n'è uno e siamo dipendenti da quello. Sì. Non c'ha l'EMA e l'analogo americano hanno detto quali erano i protocolli che dovevano adottare questi delle case farmaceutiche per sperimentare i vaccini. Allora, certo. In questo caso invece che di tecnologia, qui si trattava semplicemente di tecniche. Certo. Hanno preso solo gente sana, che non è perfetta, di giovane, di media età, quasi tutti dipendenti delle stesse agenzie produttrici dei farmaci, certo. E hanno sperimentato i farmaci su una popolazione che non corrisponde alla popolazione reale.
Quindi anche da questo punto di vista adesso soffriamo il discorso di AstraZeneca, il discorso di Janssen, Johnson & Johnson e così via. Perché? Semplicemente su queste persone non è mai stato, sulle persone anziane, sulle persone malate, sulle persone contagiate, sulle donne incinte, sui giovani sotto i 18 anni. Non è stata fatta sperimentazione, ma con il consenso delle agenzie per il farmaco europea e mondiale. Quelle io temo di più della tecnologia. Ecco, allora questo tuo timore, quando le cose si sviluppano ad altissimo livello, che basta un attimo che si mettano d'accordo o che sbagliano ambedue e noi siamo tutti fritti, la stessa cosa sto pensando di chi gestisce la rete, che è meno micidiale, diciamo, non è il virus, però sicuramente c'è, e noi quando arriveremo a determinati fenomeni che loro stanno progettando, ma che noi siamo soltanto le vittime sacrificali, questo mi preoccupa invece. Ma fa parte dell'evoluzione umana. Negli anni 40, no, mi scusi, da queste pardon, pensavo non mi dica che fa parte dell'evoluzione umana. L'evoluzione umana è un'altra cosa. Della società. Negli anni 40 l'evoluzione è fatale, è casuale, no? Questo fenomeno è causale. Ma la casualità, l'errore o anche la malizia fanno parte della realtà umana da quando esiste. Il punto è scegliere quali sono le istituzioni fallibili che sono legittimate. Negli anni 40, così non stiamo su qualcosa di... una persona al governo di una nazione o di un paese, che sono due concetti diversi, Mussolini, decide che sembra una buona idea seguire l'amico tedesco che sta stravincendo, così ci siederemo al tavolo delle trattative dopo 2 mesi di guerra. Perfetto, sembra un'idea brillante, guarda, mi hanno dato notizie, l'Inghilterra sta per arrendersi, la Russia non c'è. Allora, questa è stata un'idea evidentemente poco corretta dal punto di vista dei risultati. Un sacco di gente è morta. L'Italia come paese, che a quel tempo legittimamente o illegittimamente non ci interessa, era governata da Mussolini. L'Italia come paese è illegittima in sé? Perché se è legittima l'Italia, in qualche modo al governo dell'Italia c'è finito Mussolini. Mussolini, con un'idea, con un colpo di genio, ha deciso che era il caso di entrare in guerra dopo essere saggiamente riuscito a rimanerne fuori il più possibile, perché pensava di portare a casa la vittoria. Non è andato in quel modo là. È stata una serie di errori tragici su cui hanno perso la vita un sacco di persone, famiglie distrutte, partigiani, repubblichini, la conosciamo la nostra storia. Ma l'Italia come paese allora è illegittimo, perché tutto questo è successo nel paese Italia, che all'epoca era una monarchia, che però ha avuto evidentemente un malfunzionamento, un cortocircuito. Vale il principio di Maurizio Costanzo: la madre dell'imbecille è sempre incinta. Quindi lasciamo stare. L'intelligenza collettiva supera l'intelligenza individuale. Questo sì. Quindi anche se il signor Mussolini è un fenomeno unico che poi verrà rubato dal buon Adolfo, quello di poter comandare perché ha il consenso della popolazione. È la prima volta che si fa una guerra di popolo contro un altro popolo. Prima, la prima guerra mondiale è una guerra tra imperatori che sfugge di mano. Dice una guerra dura 2 settimane, l'imperatore d'Austria ce l'aveva a morte con i serbi, no, che l'avevano fregato, no? Poi avevano firmato i primi al mondo che firmano il concordato di Pacelli. Quindi questo era fuori di testa. Perfetto. Ma la democrazia è una sorta, alla fine, di intelligenza comune, dove ognuno propone le sue esigenze e alla fine collettivamente viene scelta una persona. Non è il massimo della funzionalità, ma è un passaggio fondamentale per riuscire a fare quello che fanno gli americani. Gli americani dopo 2 mandati mandano a casa, perché comunque l'OMS è partecipata dagli stati. No. Cioè, l'OMS è a partecipazione degli stati, così come l'EMA, per cui anche se fanno errori drammatici,
sono errori drammatici come quelli che si sono capitati nella storia degli Stati, non per questo sono non necessariamente legittimi. Anche l'ONU fa parte degli Stati, però ha perso tutta la sua... E allora si entra nella questione di legittimità. No, è che bisogna fare delle leggi dove le cose, se si fanno, vanno rispettate. Certo. Allora potremmo anche dire che l'ONU, lei può essere della diviso che l'ONU deve essere fondamentale, io no, ma no, comunque esatto. vincerà quella che è una regola o un principio fondamentale. Abbiamo fatto una Costituzione, ci adeguiamo a quella. Vale la stessa cosa per una nuova tecnologia così invasiva, così importante come la rete. Prego. Dobbiamo chiudere. Domani si è fatto tardi. Già, La regia mi dice che siamo a domani, sì, e quindi esatto. siamo oggi e già domani. Siamo domani e dobbiamo chiudere. Ma capisco comunque la discussione, perché credo che abbiamo dato occasione ai nostri telespettatori di approfondire e soprattutto di acquisire dubbi sulla funzionalità della rete, perché credo che la forma di intelligenza più elevata sia quella che ci ha insegnato Cartesio: dubito ergo sum. Bene. Ci dobbiamo fermare qui. Allora, ringrazio il dottor Dario D'Arè per essere stato con noi, il professor Luigi Fabris e il professor Alessandro De Carlo, che insomma ci hanno aiutato un po' a sviluppare questo argomento. Ci sono tantissime altre cose, abbiamo affrontato marginalmente il problema delle conseguenze ad esempio psicologiche, anche su come, tra virgolette, potrebbe cambiare e come sta cambiando il nostro cervello, il nostro modo di ragionare, di comportarci, e quindi quelle che cioè dove stiamo andando, dove sta andando, tra virgolette, l'essere umano. Nel nostro servizio abbiamo detto stiamo facendo un salto di specie, ci stiamo trasformando. Sicuramente sì, c'è una trasformazione che andrebbe affrontata, e sicuramente torneremo a farlo nelle prossime puntate. Allora, settimana prossima, ore 21, noi torniamo, TV7 Match. Avremo innanzitutto una figura storica importantissima sulla quale discutere a proposito di tecnologie scoperte, che è Albert Einstein. È sicuramente una figura molto conosciuta, ma soprattutto determinante per quella che è stata la crescita tecnologica e scientifica del nostro mondo, della nostra società. Poi torneremo a parlare di Venezia e dello Statuto Speciale, ne abbiamo parlato nella nostra rubrica del Memento. Coinvolgeremo degli altri esperti per affrontare e sviluppare uno statuto per Venezia su cui poter discutere, confrontarci e poi presentare in maniera dettagliata. Bene, con questo è tutto, io mi fermo qui, grazie ancora per essere stati con noi, saluto i telespettatori, vi auguro una buona notte a tutti quanti.